Ci siamo già. Per tutte le nostre bandiere indipendentiste, perché io lavoro per la terra. Poi Buongiorno a tutti e un saluto speciale alla prima fila. Ci sono i bambini in prima fila e si stanno mobilitando sicuramente per il loro futuro. Forse sono più consapevoli di una certa parte politica che vive nell'inconsapevolezza di quello che si sta consumando nella nostra terra. Sono un rappresentante istituzionale, sono un indipendentista, faccio le battaglie all'interno del Consiglio regionale per la difesa del nostro territorio, del nostro ambiente e delle nostre attività tradizionali. Il progetto che sta passando purtroppo a livello istituzionale è quello della devastazione della nostra terra. La gente si batte purtroppo per avere ancora un'energia da fonte fossile. In tutto il mondo remano contro, in Sardegna invece vogliono ancora il peggio. La Sardegna la stanno usando per l'ennesima volta per creare dei profitti che a noi creano solo ed esclusivamente povertà, impoverimento e avvelenamento del territorio. La Saras in tutti questi decenni ha devastato il territorio, ha consumato una delle parti più belle della nostra terra, ma la nostra terra deve essere rispettata ovunque. Ha avvelenato l'aria e ha avvelenato il mare. Adesso con la complicità di una classe politica sarda che è stata comprata purtroppo, ma per la Saras non è ancora finita. Oggi devono stravolgere il nostro sottosuolo. In un momento in cui la tecnologia ci consente di usare le energie per il nostro fabbisogno in modo assolutamente pulito, questo è possibile. Noi dobbiamo opporci a questo progetto devastante perché fa parte, questo progetto Eleonora, fa parte di una catena di altri progetti, di discariche, di creazione di inceneritori. Tutto quello che non avviene dalle altre parti del mondo lo stanno proponendo qui in Sardegna perché è come se fosse tutto possibile. Allora io credo che è come il discorso del Galsi, 150 milioni noi sardi dovremmo pagare per fare passare una servitù. Lo cito perché è un reato gravissimo, ci hanno ridotto talmente male che ci compriamo le servitù di passaggio. Io faccio un appello alla popolazione perché l'ultima spiaggia per noi sardi è la mobilitazione popolare. Le istituzioni non rispondono sempre ai bisogni della gente. La volontà del popolo è assolutamente violata, così come sono violate le volontà espresse da certe amministrazioni comunali che sono portavoce delle cittadinanze, dei bisogni delle cittadinanze. Per cui l'unica volontà che sta passando è la volontà della Saras, delle multinazionali e di certe industrie nazionali italiane che continuano a creare inquinamento nella nostra terra. Oggi dovrebbe arrivare anche il dottor Migaleddu, che è il grosso esperto in materia di patologie ambientali, e lui avrà sicuramente molto da dire. Difendere il nostro ambiente, difendere il nostro territorio, difendere le nostre economie tradizionali, quelle ecocompatibili ed ecosostenibili, significa garantire la salute per le future generazioni. Quindi opponiamoci, per quello che mi riguarda, da sempre
Io ho preso l'impegno all'interno delle istituzioni di battermi contro questi progetti di distruzione, per cui io mi aspetto la mobilitazione popolare. Forse l'ultima spiaggia sarà quella di occupare le terre, cose a cui dovremo prepararci a fare perché non avremmo altre possibilità. Lascio spazio agli altri, grazie. Noi siamo venuti qua con alcuni sacchetti di terra, però purtroppo non è una terra che probabilmente dobbiamo mettere sotto l'albero. Questa è una terra che abbiamo preso dalla zona di Porto Torres, proprio dall'area industriale, dove c'è, come vedete, benzene 139.000 volte il limite consentito, del cloruro di vinile monomero 559.000 volte il limite consentito della norma, per cui questa terra non è una terra che purtroppo possiamo mettere sotto l'albero, ma dobbiamo prima costringere chi l'ha inquinata a bonificarla, e allora solo dopo si può pensare di poter mettere questa terra a frutto per dare a noi del cibo che sia sano. E voglio ovviamente far vedere appunto quello che è la battaglia che anche i ragazzi di Sassari, di Porto Torre stanno facendo contro questa impresa pazza dell'ENI, perché se è vero che la Saras crea dei problemi qua, li ha creati giù nel sud della Sardegna, da noi nel nord della Sardegna è l'ENI. Noi non possiamo pensare che questo fantomatico progetto di chimica verde possa essere usato come cavallo di Troia per evitare le bonifiche, cioè per lasciarci la terra così, ma ancor più per continuare a inquinare creando un inceneritore a biomasse che dovrebbe bruciare cardi e non produrre cibo. Praticamente la nostra terra dovrebbe non produrre cibo ma cardi a bruciare per questi signori. Vi ringrazio.